È tempo di elezioni regionali, ancora non ci sono le liste, non si sa chi sarà il candidato alla regione Veneto, non sappiamo che liste ci saranno, ma si stanno già scaldando i motori per cercare di avere visibilità e qualcuno anche per avere qualche like. È il caso dell'avvocato Giuseppe Boscolo Giachina, presidente del comitato, quello per la Romea, per tutti i trasporti, mancano solo gli elicotteri, e che ancora una volta esce fuori con un articolo che è assolutamente ridicolo, dico ridicolo, ma proprio sarebbe da dire qualcos'altro, sul quale addirittura minaccia al sindaco un esposto perché non ha convocato la riunione ai sensi dell'articolo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, carissimo avvocato Giachina, lei è stato un bravo avvocato. Allora, io che sono l'ultimo di Pirla, quando faccio qualche cosa non minaccio e non faccio esposti, faccio denunce e non sono avvocato, non sono avvocato. Allora lei, se ritiene che, diciamo, ci sia da parte del sindaco di questa amministrazione delle mancanze, faccia le denunce, faccia una denuncia. Io capisco che dire minaccio l'esposto, poi si va sul giornale, ecco. Allora, tornando alla Romea, lei sta prendendo per i fondelli la cittadinanza come tanti altri. La Romea è impossibile per tutta una serie di motivi, l'abbiamo detto tante volte, non mi dilungo, per mancanza di fondi, perché non si può andare ancora a consumare territorio. Poi la baggianata, quella che è proprio una baggianata che attira like, attira l'attenzione, perché io ho partecipato direttamente e indirettamente a tante campagne elettorali, anche regionali. Ogni paese che vai, tutti quanti sono maltrattati, non hanno abbastanza, tutti, non ce n'è uno, non c'è un paese, mi ricordo, mi sembra Jesolo, campagna elettorale regionale, una di quelle con Carlo Alberto Tesserini, hanno due ospedali, si lamentavano perché hanno due ospedali, cioè voglio dire, per dire, ecco, allora, la provincia sud di Venezia, tra Chioggia, Cavarza e Riccona, non arriva a 100.000 abitanti, non arriva a 100.000 abitanti, mentre tutto il resto della provincia sono altri 600.000, 700.000. Non si può pensare che gli investimenti che fanno nel resto della provincia possono essere equiparati a quelli che fa la Chioggia, che poi gli investimenti vengono fatti, perché vorrei ricordarvi che sono 2 anni e sono dentro i tempi tecnici che stanno riqualificando tutti i ponti sul Traslagunare e quello sulla Fossetta, e purtroppo ci vogliono dei tempi, ci vogliono tanti fondi. Allora, se vogliamo fare qualcosa di oggettivo e di concreto, al di là di avere la visibilità, al di là di avere i like su certe testate che lasciamo perdere, allora ci sono delle cose che sono di competenza del comune, sono molto semplici. Allora, la Romea è statale, i soldi per la Romea ce li mette lo Stato, ce li mette l'ANAS, non ce li mette il comune di Chioggia. Quindi anche dire ma i camion che vanno da un'altra parte, non siamo titolati come uno che abbia una strada e che la strada è libera di tutti quanti, e uno dice no, ma posso passare solo io, più o meno è questo il ragionamento. Allora il comune di Chioggia, che ha delle risorse, non è che non ce l'ha, per esempio quel famoso svincolo di Brondolo, lo dico tante volte, che sono 25 anni che dico, non l'ho inventato io, lo dicevo fino all'inizio, chiudiamo che possano uscire a Romea, che è pericolosissimo, e permettiamo solo l'entrata da chi arriva dal Brenta, e lì già ridurremo un grande pericolo. Questa cosa qua la può fare anche il comune di Chioggia. Tra l'altro, parlando col comandante, l'ex comandante della polizia locale Michele Tiozzo, mi diceva che non occorre neanche fare tanti investimenti, basta fare un senso unico, basta fare un senso unico, cioè praticamente invece di uscire da quella parte si esce sul diciamo a ridotto Madonna e si esce in sicurezza. Si farà un po' di coda, però si esce in sicurezza e si evitano incidenti. Concludo dicendo che gli incidenti avvengono per colpa dell'uomo, perché si corre troppo, perché c'è disattenzione, perché si guarda il telefonino, perché ci sono stupefacenti, perché c'è guida in stato di ebbrezza e via così. Una volta su 1000 forse capita che c'è l'incidente dovuto a qualche effetto esterno, ma non è colpa della Romea. Quindi io capisco, caro avvocato Giachina, anche le altre regionali si era offerto di fare il candidato alle regionali, capisco l'ambizione, è bello avere ambizione, insomma, io sono dell'idea che chiunque ha ambizione, se l'umanità non avesse avuto l'ambizione saremmo ancora dentro le caverne.
Però francamente la finisca di prendere in giro le persone. Lei non è una casalinga, non è uno che non sa niente. Lei, presumo che i giornali li legga, sa benissimo che è una cosa impossibile quella che dice. Ecco, allora ogni tanto faccia l'avvocato, ha da fare delle, secondo lei, delle cose, faccia le denunce, non faccia le esposte. Lei sa meglio di me che gli esposti non vanno da nessuna parte. Allora siamo qua al Mix Market di Borgo San Giovanni, passavamo per caso, qui c'è Giulia. Senti Giulia, io questa notte purtroppo mi ero lasciato una coperta in più e mi sono svegliato un sacco di volte, quindi ho dormito malissimo. Mi sento un po' giù, ho bisogno di qualcosa per tirare su. Hai qualche consiglio da darmi? Sì, guarda, è appena arrivato questo energetico qua e provalo perché proprio si chiama non stop, quindi ti aiuterà sia in questa giornata allora e anche... Ce lo fai assaggiare così anche bello fresco e proviamo, bene? Anche il prezzo mi sembra buono. Sì. Bene, allora venite qua al Mix Market, che ci sono anche tante signore, ho visto, ma così solo per motivi professionali, ho visto. Il sapore è molto buono, veramente. Anche fuori dal comune, adesso non è che bevo tante, però insomma... Promosso quindi. Sì, assolutamente sì.